Bocchetti sulla panchina, si è visto un bel Verona, però è arrivata un'altra sconfitta purtroppo, ecco. Feschi, sì, è stata una partita in agrodolce, una specie di percorso papillo gustativo che partiva dal palato, dapprima con una sensazione gradevole ed amabile, quasi a ricordare aromi fruttati di sambuco e ciliegia, per poi scendere piano piano lasciandoti quel retrogusto amaro di radicchio e menego maestro, per poi scendere ancora più giù fino a farti girare i marroni, perché sì, dai, insomma, anche ieri abbiamo preso una traversa, eccetera, insomma abbiamo creato bene, si è rivisto un po' il Grecia-Verona della scorsa stagione, vero. che ha messo in difficoltà un Milan che insomma è terzo in classifica, fa la Champions League, insomma un punto lo meritavamo. Sì, sono d'accordo. Comunque farò richiesta di alzare le traverse al Bentegodi, perché non va mica bene che ne prendiamo un po' troppe. È successo un po' qualcosa di anche misterioso, perché sembrava Lopez, poi un clamoroso dietrofront, si è puntato su Bocchetti, si vocifera che sia stata una ferma richiesta dei senatori. Allora, come al solito, sono state dette una marea di cazzate. Abbiamo gli informatori. Ma sì, ma ho letto cose che non stanno né in cielo né in mare, guarda. Che in terra, magari. Che sarebbero stati i giocatori a non volere Lopez e Solenghi, ad imporre il Bocchetti. Ma siamo matti a scrivere queste cose qua, ragazzi. Dai, su. Qui a Grecia-Verona c'è rispetto dei ruoli. Io non ho mai esaucosato il Marocco. Non l'ho mai esaucosato nelle sue scelte. Anzi, io e il Marocco siamo come l'affide e la formica, siamo come l'alga e il corallo, siamo come l'anemone e il pesce pagliaccio, cioè viviamo in simbiosi e io non sono il pesce. Non è il pesce pagliaccio. No. Siamo come i colombi con le statue. Immagino anche che fra il piccione e le statue lei non sia la statua, giusto? Esattamente. Come Gianni e Chinotto, come Fred Astaire e Gingerino, come Totò e le Macò, come Mary Poppins e i Manici di Scopa, come Pippo e Pluto, Chip e Chop, Rick e Gianco, Simon e Gianfranco. Siamo come Batman e Robin, Vanna Marca e Mado do Nascimento, come John Wayne e Gringo Starr. Siamo come Gregory e Speck. Siamo in assoluta simbiosi, come Simbia e Iosi. Pensi te cosa vanno a scrivere i giornali? Ho letto perfino che sarebbe saltato fuori un pizzino. Un pizzino con degli appunti di un senatore con scritto Marocchi supponente, prepotente e arrogante. No, forse quella parola. E ovviamente Marocco ha dato subito la risposta tempestiva. Ha scritto un punto solo a quell'elenco mancava, e cioè caricattabile non sono. E ci ha aggiunto Pecorino, ne vuoi? No, invece la buona prestazione di ieri fa ben sperare anche contro il Sassuolo. Siamo come il Cacio e Pepe. Ecco, siamo come il Pepe Sale con la coda di maiale, come il Tele e i Tabis, come Peter e il Pan, come Busetti e il Botone, come il culo con la camicia, come le uova e il tegabino, come il ragazzo e la via Gluck, come la Greta e il Garbo, come Harry e il Potter. Siamo come io, te e il Tony. In simbiosi. Ci manca solo la tetona. No, vabbè, così. Collaborazione con Oxigenia, acqua arricchita d'ossigeno, Autozai, agenzia matrimoniale Subito Amore, Vignola Termoidraulica, lucanoleggiopiattaforme.it.